Dal segno lui. Ok. E allora, benvenuti e ben ritrovati con la conferenza stampa di presentazione di un grande appuntamento ciclistico che torna sul territorio della Regione Veneto e sarà anche l'occasione per andare a scoprire quello che è l'organico 2026 di una delle formazioni più quotate a livello nazionale nella categoria juniores. Il ciclismo torna ad essere protagonista all'interno di Palazzo Ferrofini, all'interno delle strade della Regione Veneto, grazie all'azione di tanti appassionati e soprattutto di tanti amministratori che credono nel mondo delle due ruote. Ovviamente a fare gli onori di casa, a dare il benvenuto alla platea che abbiamo qui presente quest'oggi, abbiamo l'onore e il piacere di avere il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco. Grazie a tutti, grazie per essere qui presenti, numerosi. Siamo qui che presentiamo oggi una manifestazione che racchiude molto bene tre elementi fondamentali per il nostro territorio: lo sport, la valorizzazione delle nostre comunità locali e una forte attenzione per il sociale. La piccola Liegi della Bregonze e Casa Enrico è ormai una realtà consolidata a livello nazionale per la categoria juniores. È una gara importante che richiama atleti e squadre da tutta Italia e anche dall'estero e che offre ai giovani un'opportunità concreta di crescita sportiva e personale. Ma è anche, forse soprattutto, una gara profondamente legata al territorio. Il percorso attraversa le colline delle Bregonze e coinvolge numerosi comuni dell'Alto Vicentino. È un modo efficace per far conoscere questi luoghi, per promuoverli e per rafforzare il legame tra le comunità. Accanto a questo c'è un aspetto che merita una sottolineatura particolare: la dimensione sociale dell'evento. L'arrivo alla fattoria sociale La Costa non è un dettaglio organizzativo, ma una scelta che dà un significato preciso alla manifestazione. Significa riconoscere che lo sport può essere anche inclusione, attenzione alle persone e un'occasione anche di incontro. Credo che iniziative come questa funzionino proprio perché tengono insieme questi tre livelli: qualità sportiva, radicamento territoriale e appunto valore sociale. Per questo è giusto sostenerle e valorizzarle perché rappresentano un esempio concreto di come si possa fare squadra tra associazioni, volontari, enti locali e istituzioni. Un ringraziamento sincero quindi va agli organizzatori dell'evento, anche ovviamente alla squadra che oggi viene presentata e a tutti coloro che contribuiscono alla riuscita di questa importante manifestazione, e ci vediamo probabilmente in occasione dell'arrivo intorno alle 2 del pomeriggio, mi hanno detto, quindi sarò presente anche in presenza lì personalmente. Grazie e buon lavoro e buona presentazione. Grazie. Grazie Vicepresidente. E grazie soprattutto per aver dato la possibilità di presentare in questo contesto così prestigioso una manifestazione che anno dopo anno ha sempre acquisito maggior importanza e maggior fascino. Ma entriamo subito nel tecnico, andiamo subito a vedere con l'aiuto di un video il percorso che caratterizzerà l'edizione 2026 della Piccola Liegi delle Bregonze Casa Enrico. Allora, con l'aiuto della regia andiamo a scoprire il percorso nel dettaglio.
127 km da compiere e avete capito subito perché si chiama Piccola Liegi. Come le grandi classiche del nord Europa presenta un percorso ondulato ma soprattutto tante possibilità per il pubblico di andare a seguire questa manifestazione itinerante per quelle che sono le colline delle Bregonze. Abbiamo sentito dalle parole di Francesco Rucco quello che è il significato di questa manifestazione. Io vorrei coinvolgere il presidente della Faizaneh CSZ Sandrigo Bike, Pier Davide De Marchi. Buongiorno a tutti e un benvenuto. Soprattutto un ringraziamento, buongiorno a tutti e un benvenuto e soprattutto un ringraziamento al Consiglio regionale del Veneto, all'amico Francesco Rucco, ma anche a Roberto Ciambetti che lo ha preceduto, semi-preceduto su questo ruolo, che ci è sempre stato vicino e che è sempre presente alle nostre manifestazioni. Un saluto a tutti i sindaci, al presidente Nardin della provincia di Vicenza e ai ragazzi direttori sportivi qui presenti. Allora, un aneddoto prima di cominciare. Sta corsa è nata tra 4 amici intorno a un tavolo in una sera pioviginosa di novembre. Osvaldo Tonello, Martino Dal Santo, il patron della Faizaneh, Luca Calgaro e il sottoscritto a pensare ad una nuova gara nel Veneto, nell'Alto Vicentino, una gara che è nata perché Osvaldo voleva fare la salita della Costa piuttosto che quella di Casa Enrico, Martino aveva in mente la salita di Tavani che nessuno di noi conosceva, Luca aveva in mente la salita del Cavecchie perché una volta andava forte in salita e quindi voleva inserire questa salita, e alla fine il sottoscritto ha tessuto quel che è il percorso di queste salite ed è venuta fuori una corsa stupenda che quest'anno con una nuova variante introdotta da Osvaldo Tonello, che ci fa passare 3 volte sotto l'arrivo e che per poterci far passare ha realizzato una nuova strada bianca. Abbiamo una corsa che simula la classica delle Ardenne, la Liegi-Bastogne-Liegi. Alla fine sono 10 muri da affrontare per una corsa che in questi anni ha visto vincitori personaggi di spicco. Parto dall'ultima, Brandon Fedrizzi l'anno scorso ha vinto la sua prima gara da juniores, poi ne ha vinte altre 4. 15 giorni fa ha vinto la Gambe Velgen per juniores e da allievo aveva vinto qualcosa come 21 corse, tra cui il campionato italiano e a Borgo Valsugana la Coppa d'Oro. Quindi un atleta che ha un futuro assicurato. Prima di lui ha vinto anche Elia Andreaus, oggi che corre con una squadra d'Evo Vortur, e secondo Mellano, anche lui con l'Astana, sempre una squadra d'Evo Vortur, e nella prima edizione ha vinto Matteo Cettolin, voglio ricordare tutti quanti i 3 vincitori, e secondo è arrivato Mattia Negrente oggi corre anche lui con l'Astana, squadra d'Evo. Non più tardi di 2 giorni fa è arrivato sesto al Giro del Belvedere e l'anno scorso ha sfiorato la vittoria al Giro di Lombardia. Quindi una gara che va a laureare vincitori importanti, vincitori che avranno un futuro e che vedremo i prossimi anni lungo il percorso delle strade dei professionisti. La gara, entrando nel tecnico, abbiamo, come ha detto Andrea, più di 120 km, 1400 metri di dislivello, 12 km di salita complessiva, 10 muri, come ho detto. Partiranno circa 166 atleti, tra cui il campione italiano Vincenzo Carosio del team Corati, squadra laziale. E quindi abbiamo di fronte a noi domenica una gara di alto livello, una gara soprattutto con la variante introdotta quest'anno, appunto il percorso della salita sterrata sotto l'arrivo, in mezzo alle vigne che sono adornate della musica 24 ore su 24, questa è l'idea e la genialità di Osvaldo Tonello,
e quindi avremo gli atleti che passeranno sotto questa addirittura d'arrivo stretta, in salita, in mezzo ai vigneti per 3 volte. Il tempo che è previsto è un tempo buono e quindi le prospettive sono le migliori. Grazie alle amministrazioni comunali che mettono a disposizione il personale sugli incroci, abbiamo 160 persone sugli incroci a sorvegliare per la sicurezza dei ragazzi e anche del traffico. Abbiamo altre 70 persone impegnate il giorno della gara tra allestire, disallestire e controllare macchine, moto, scorte tecniche. Sono circa 18 moto che abbiamo e una trentina di auto al seguito, comprese ambulanze, eccetera. Quindi siamo contentissimi, siamo orgogliosi di questa nostra corsa, non nascondiamo che il nostro obiettivo futuro è quello di farla diventare gara internazionale, ci sono tutti quanti i presupposti. Grazie a tutti e ci vediamo domenica. Grazie Pier Davide De Marchi. Nel frattempo avete visto scorrere alle nostre spalle la planimetria, l'altimetria generale e soprattutto il dettaglio delle salite. Li ha ricordati Pier Davide De Marchi, i primi 3 vincitori di questa giovane classica per juniores. Li andiamo a rivedere in un piccolo video. Si è chiusa così l'edizione 2025 col successo di Brandon Fedrizzi e abbiamo detto una corsa che si disputa su un territorio davvero unico, quello delle colline delle Bregonze e quello della provincia di Vicenza. Abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi il presidente della provincia di Vicenza, che invitiamo per un saluto, Andrea Nardin. Grazie, è un piacere essere qui, ringrazio il vicepresidente Rucco che ci ospita e saluto tutti i sindaci, i colleghi qui presenti. Credo veramente sia stato ben rappresentato la bellezza della provincia di Vicenza e anche l'aspetto tecnico. Ho visto delle salite mentre il presidente parlava che mica scooter posso fare, forse sicuramente non in bicicletta. Però volevo, al di là dell'aspetto tecnico, invece soffermarmi un attimino solo sull'aspetto sociale. Vedendo tanti ragazzi qui oggi, penso che per loro sia anche una bella esperienza vedere la sede del Consiglio regionale dove delle persone come Francesco Rucco, come altri consiglieri cercano di lavorare anche per far sì che la realtà sportiva sia sempre migliore. Però vorrei ricordare quello che gira attorno a abbiamo visto un ragazzo forte che ha vinto negli anni scorsi, che hanno fatto poi carriera. Ma penso invece a voi, sarete più o meno una ventina, che giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, vi allenate, pioggia, sole, penso ai genitori, ai sacrifici che fanno. Ringrazio gli sponsor, perché anche l'aspetto economico che sostiene un'attività di una società importante come quella rappresentata qui oggi
immagino non sia indifferente, e quindi credo che il ringraziamento più grande vada fatto a tutto il fenomeno sociale che si muove attorno a questa realtà e che non è da sottovalutare, perché per una persona che vince c'è tanto del bene che si muove sotto, perché alla fine abbiamo visto anche recentemente degli episodi negativi che hanno caratterizzato ragazzi della vostra età, e mentre quei ragazzi erano a fare delle marachelle, anche un po' di più, voi eravate su una bici probabilmente ad allenarvi su salite come quelle, a sudare. E credo che sia giusto, doveroso, bello parlare anche di giovani come voi che fanno bella la nostra società. Il secondo pensiero non può che portarmi alla bellissima provincia che ho l'onore di rappresentare. Qui ci sono i sindaci, tanti territori attraversati, meravigliosi, una delle zone più belle della provincia di Vicenza, del Veneto, dell'Italia. Sono innamorato della mia provincia, e chi avrà l'onore e il piacere di vedervi correre in una bella giornata, perché il meteo è previsto bellissimo, sarà secondo me il contorno ideale per quell'aspetto, c'è scritto il cuore, no? Un cuore sportivo che però vedrà tante persone assiepate a bordi della strada a fare il tifo per voi. Quindi credo che l'augurio più bello non possa che essere quello di godervi una bella domenica. Poi, come è giusto che sia nello sport, ci sarà un vincitore, ed è giusto che sia così, ma credo che sia giusto godere ed essere felici anche per tutto quello che si muove dietro. Per i genitori che saranno lì per fare il tifo per i loro figli, per chi ha sostenuto queste iniziative, perché è importante, senza alcuni imprenditori che sostengono questa attività non ci sarebbe questa attività, e non ultimi i sindaci che tengono in ordine i nostri territori e che fanno sì che domenica sia uno spettacolo nello spettacolo vedere la nostra provincia di Vicenza così bella, attraversata da voi ragazzi che vi sacrificate quotidianamente. Buona corsa e veramente una buona giornata di sport. Grazie Presidente. Io ricordo la presentazione della prima edizione della Piccola Liegi delle Bregonze, quando all'interno del comune di Tiene si parlava all'indomani di una strade bianche che la zona delle Bregonze non ha nulla da invidiare alle colline senesi, ed è davvero così. Testimone di tutto questo, sin dalla prima edizione, sempre al fianco degli organizzatori, l'assessore allo sport e al turismo del comune di Tiene, che invitiamo per un saluto, Marina Maino. Buongiorno a tutti anche da parte mia, e la prima parola che mi viene in mente, che mi viene dal cuore, è dire proprio un grazie a nome della città di Tiene, agli organizzatori, agli sponsor, ma anche agli altri colleghi sindaci, perché sono state dette tante parole, abbiamo già sentito l'importanza tecnica di questo percorso, e vorrei sottolineare però un altro aspetto, cioè l'Alto Vicentino, le colline delle Bregonze, in questo caso è un esempio anche di come, mettendoci insieme come amministrazioni, riesce l'Alto Vicentino a proporre una partita, una gara, un percorso di qualità, e io credo che questo sia un esempio questa volta in quest'ambito per lo sport, ma un esempio di sinergia, di collaborazione, di un pensiero comune nel bene dei nostri cittadini, nel bene dei nostri giovani, che ci porta a lavorare, a cooperare, a faticare anche insieme, perché abbiamo sentito prima da Pier Davide il numero di volontari che abbiamo reperito in queste settimane, e sappiamo quanto sia difficile, ecco, trovare sempre di più volontari che si mettono a disposizione per gli altri, per la società. Ecco, insieme però siamo riusciti a offrire nel nostro territorio, ma non solo, direi una occasione importante di qualità. E allora l'ultimo pensiero che mi viene anche da sottolineare è proprio anche un messaggio. Abbiamo sentito prima il Presidente Nardin fare un messaggio ai giovani. Aggiungo un'altra cosa. Questa gara, Pier Davide lo ricordava prima, è partita, diceva, da 4 amici. 4 amici al bar, ma è partita da un sogno, e allora è bello
intanto riuscire ad avere un sogno e poi mettere insieme le forze dell'amicizia in questo caso, per realizzare i sogni. E quando le cose si fanno con passione, vediamo che se ci impegniamo i sogni li possiamo nutrire, li possiamo realizzare. E questo anche per le amministrazioni è un sogno per far conoscere le nostre realtà. E lo dico anche non solo da assessore allo sport, ma da assessore al turismo. Lo ricordavo nella prima edizione, le nostre colline non hanno nulla da invidiare alle ben più note colline toscane. Allora io mi aspetto e faccio l'invito perché tante persone vengano a sostenere voi giovani nelle gare, ma a conoscere il nostro territorio. Grazie davvero a chi ha avuto l'idea. Cito Martino perché il titolo è suo e l'amore per la Liegi, Bastogne Liegi, l'abbiamo impregnato nel titolo di questa nostra città, ma a tutti anche gli altri sponsor che permettono appunto che questo sogno si sia incarnato in una realtà. E poi è bello finire con anche l'aspetto dell'inclusione. E credo che sia un altro messaggio importante che questa realtà offre. Grazie a tutti voi. Tiene vi offre il suo cuore, il suo salotto. Partiamo da Piazza Achille Esotti e quindi buona gara, buona vittoria, buon lavoro a tutti perché ne abbiamo in vista della manifestazione. Grazie. Un sogno da inseguire, un sogno da realizzare, un sogno da condividere con le altre amministrazioni comunali. E allora, in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Zanè, abbiamo il piacere di avere con noi il sindaco Alberto Busin. Buongiorno a tutti intanto. È stato già detto tanto, promozione del territorio, passione per il ciclismo, per il sociale qualcosa è stato detto, qualcosa verrà detto dopo. Io volevo soffermarmi su chi dà le possibilità a questa bella manifestazione, chi dà le possibilità che possa essere eseguita. E parlo degli sponsor in particolare. Quindi Fai Zanè è un'azienda che volutamente, quando ha ideato, ha rivisto il logo a un certo punto, ci ha aggiunto Fai Zanè con un apostrofo particolare che fa un po' d'accento sulla E finale. Come amministrazione siamo orgogliosi di ospitare nel nostro territorio questa azienda, ai quali io sono legato anche da un vincolo, un po' di parentela col papà di Martino, sempre disponibile anche, ricordo Piero, il papà di Martino, disponibile verso il sociale e verso il ciclismo, verso anche il paese, perché ricordo che l'azienda ha anche promosso qualche libro scritto da persone di Zanè a proprie spese, divulgato a tutto il paese. Così sta facendo con lo sport, che dà bellezza alle nostre colline, ai nostri paesi, all'Alto Vicentino. Quindi il ringraziamento mio particolare è agli sponsor, alla Fai Zanè, agli sponsor che si sono aggiunti dopo, Osvaldo Tonello, che ringrazio, dobbiamo ringraziare sempre per questa meravigliosa manifestazione. Grazie anche al Consiglio regionale che ci ha dato questa possibilità. Grazie Alberto Busin, sindaco di Zanè. Proseguiamo come se fossimo in corsa e dal comune di Zanè ci spostiamo al comune di Carré per ospitare il saluto di Francesca Grotto, assessore ai lavori pubblici del comune di Carré. Buongiorno a tutti presenti. Premi il bottone. Perfetto. Scusate, buongiorno a tutti i presenti, ai sindaci, agli assessori, alle autorità, agli sponsor, agli organizzatori, a questo gruppo di giovani ciclisti.
È un piacere essere qui oggi e ringrazio per l'invito. È un invito che è stato accolto con orgoglio dall'amministrazione di Carré, perché il Comune in sé ha sempre promosso lo sport a livello giovanile come forma di aggregazione, di crescita e anche fatica e impegno. Un impegno che comunque dà sempre grandi soddisfazioni. Scusate, ma è emozionante anche essere qui oggi. Quindi qui non si tratta solamente di una gara ciclistica, ma questa è anche un'occasione per promuovere la nostra zona collinare, il nostro territorio e le nostre splendide colline delle Bregonze. Sono percorsi spettacolari che faccio spesso anch'io a piedi, però, e quindi è proprio anche una grande occasione per valorizzare tutti questi percorsi. Questa gara non è solamente a livello atletico, ma promuove anche la solidarietà, essendo legata a Casa Enrico, una realtà che aiuta e sostiene ragazzi speciali. Quindi considero questo molto più di un evento ciclistico e sportivo. Ringrazio tutti quanti, ringrazio ovviamente gli sponsor, i volontari, le forze dell'ordine che garantiranno la sicurezza lungo il percorso e auguro una buona corsa a questi giovani atleti. Grazie Assessore. Arriviamo quindi al comune di Zugliano, abbiamo con noi il primo cittadino di Zugliano, Sandro Maculanna. Sì, anche il mio è un grazie, davvero sentito. Non posso ovviamente che associarmi alle tante parole che sono state dette, assolutamente azzeccate, e per anch'io ringraziare sostanzialmente. È una bellissima occasione quella di domenica e di questa gara che si ripropone per la 4ª edizione. E bellissima occasione ovviamente che coniugherà insieme appunto questi valori che spesso vanno a braccetto, no? Appunto sport, inclusione, territorio. E per cui il mio è naturalmente un grazie che va agli imprenditori, anch'io, che ci credono, a tutti i giovani che credono ancora in questo sport che ha radici profonde nei nostri territori, il ciclismo, e che va assolutamente appunto non solo come attività sportiva, ma proprio come storia del nostro territorio sostenuta. E poi non dimentichiamoci appunto anche il discorso dell'inclusione. Anch'io con orgoglio guardo alla bellezza del nostro territorio. Vale la pena di dire che Colline delle Bregonze vuol dire un lavoro che è stato messo in piedi, un accordo che è stato messo in piedi ancora qualche anno fa, quasi una decina di anni fa, e che vede insieme, in particolare sul marchio Colline delle Bregonze, i 4 comuni che appunto maggiormente le rappresentano, cioè vuol dire Zugliano che fa da capofila assieme a Lugo di Vicenza, a Carré e Chiuppano, e appunto quindi questa è un'ulteriore occasione per far conoscere questo luogo, questi luoghi che vanno assolutamente valorizzati. E arriviamo in una zona particolarmente bella, ma è bella anche perché c'è chi ha creato questo, e non posso chiudere quindi, visto che l'arrivo a Zugliano vede coinvolto in particolare appunto la zona dove ci ha lavorato e sta investendo moltissimo appunto Osvaldo Tonello. Il mio è un ringraziamento veramente sentito a Osvaldo, perché nella sua attività non sta solo promuovendo il bene, ma sta promuovendo anche il bello, e spesso il bene e il bello
vanno insieme, anzi quasi sempre vanno insieme. Se uno vuol fare il bene lo fa anche attraverso la bellezza, e lì effettivamente chi verrà domenica lo potrà ammirare e scoprire. Per cui buona gara, grazie ai ragazzi che sono qua e ci vediamo domenica. Grazie Sindaco. Eh sì, c'è qualcosa di speciale su questa collina dove sarà posto anche quest'anno il traguardo. Abbiamo sentito che sono in previsione anche alcuni passaggi prima dell'arrivo finale. Abbiamo parlato di sogno, abbiamo parlato di solidarietà, abbiamo parlato di ciclismo. Sono queste le grandi passioni del patron Osvaldo Tonello. Io lo vorrei qui con noi per raccontarci da dove è partita questa avventura e soprattutto dove ci potrà portare. Osvaldo Tonello, presidente della Fondazione Tonello Enrico Onlus. A posto. Buona giornata signori, buona giornata. E parlare non è facile, però vi voglio raccontare di Enrico. Enrico, si parla di Casa Enrico, no? Casa Enrico perché? Enrico era mio figlio. Un giorno si è ammalato e pensato il paron de casa di portarlo con sé. No, tanto per dirvi che colore ha questa corsa, no? Enrico c'ha un fratello ed è anche lui un ragazzo speciale. Ci siamo guardati negli occhi, io e mia moglie, e abbiamo detto: ma cosa facciamo qua? Cosa facciamo? E allora abbiamo preso... Nel frattempo il lavoro mi aveva gratificato, abbiamo trovato delle brave persone, abbiamo dato il nostro lavoro e ci siamo impegnati a fare a lavorare per questi ragazzi. No, tanto per dirvi come si può trasformare, no, la lacerazione in amore. Noi ci siamo riusciti. Ecco, questa corsa è un po' passa per i posti dove correva Enrico, ma è un consiglio che do a tutti, no? Di non lacerarsi mai. Quando succedono, io sono l'ultima persona che può insegnare qualcosa a qualcuno, l'ultima. Però quando succede qualcosa, farsi sue maniche e c'è sempre qualcosa c'è sempre modo per venirne fuori. Grazie. Grazie Osvaldo, grazie per il messaggio che hai saputo dare, trasmettere quest'oggi e soprattutto grazie per quanto hai fatto per tanti ragazzi e soprattutto anche nel ciclismo per questa manifestazione. Avete capito che non è una manifestazione come tutte le altre, è una manifestazione che trascende l'aspetto sportivo, arriva alla promozione del territorio, ma arriva soprattutto forte con il proprio messaggio di solidarietà e di attenzione al sociale. Si chiude qui la prima parentesi della nostra presentazione perché abbiamo presentato in tutti i propri dettagli, in tutte le proprie caratteristiche la piccola Liegi della Bregonze. Ovviamente l'appuntamento è già fissato per domenica 12 aprile, una quarta edizione che si preannuncia spettacolare. Al via di questa edizione ci saranno anche quest'anno i ragazzi di casa della Faisanè CSZ Sandrigo Bike che ora andremo a presentare, ma prima di presentarveli vi lascio con un altro breve video che vi racconta com'è andata la stagione 2025 della Faisanè CSZ Sandrigo Bike.
Un gruppo, una squadra, un team che ha un sogno da realizzare, quello di affermarsi nel ciclismo, ma soprattutto quello di divertirsi, di vivere dei momenti speciali attraverso il mondo delle due ruote. E allora io voglio chiamarveli qui uno alla volta, tutti i ragazzi, vi prego ovviamente di accoglierli tutti con un grande applauso. Partiamo in rigoroso ordine alfabetico da Benjamin Azem, quindi Eddie Bizzotto, Edoardo Ceccato, Giacomo Dalla Pria, Loris Dalle Carbonare, Lorenzo Fontana, Davide Fortuna, Luca Panozzo, Giovanni Pasin, Rostislav Periu, Paolo Rigon, Simone Francesco Tappa, Giuseppe Zanussi e Filippo Zulian. Questi sono i 14 ragazzi che compongono la formazione 2026 della Faisanè CSZ Sandrigo Bike. Io avevo bisogno di Paolo Rigon. Faccia un passo avanti, Paolo Rigon, guarda, hai il microfono lì comodo per cui ti puoi accomodare. È stato nominato lui come portavoce della squadra in questa occasione. Avete visto la maglia inconfondibile, ovviamente con riportati i nomi dei partner del team. Paolo, avete trascorso, abbiamo prima sentito parlare il presidente della provincia, di quegli allenamenti settimana dopo settimana per preparare una stagione. Avete trascorso un inverno importante, com'è questo gruppo? Allora, sì, gli allenamenti quest'inverno sono stati più lunghi. Io personalmente sono juniores primo anno, ho fatto il salto di categoria e il nostro gruppo è forte, solido, pronto per questa stagione, ci siamo concentrati, siamo motivati e soprattutto per questa gara in casa puntiamo al massimo risultato. Non sanno solo pedalare forte, sanno anche parlare. Paolo, ti rubo un altro secondo, abbiamo sentito parlare di sogni. Qual è il vostro sogno? Il nostro sogno è vincere, perché penso che sia la soddisfazione più grande sia personalmente ma anche per lo staff che c'è intorno, perché è vero, noi facciamo tanti sacrifici, ci alleniamo molto, ci mettiamo tanta passione, però penso che tutte le persone che abbiamo intorno sono quelle che ci mettono ancora forse più passione di quella che abbiamo noi, ci mettono tanto impegno e ci motivano anche quando noi siamo stanchi, quando siamo demotivati, e perciò voglio ringraziare appunto la mia squadra perché è come una famiglia per me. Paolo, io non ti voglio mettere pressione, però immagino che il percorso di domenica l'abbiate già fatto almeno una decina di volte in allenamento. Cosa ci dobbiamo aspettare domenica? Che corsa sarà? Il percorso è esigente. Ci sono appunto i 10 muri più lo sterrato che viene inserito quest'anno renderà la corsa ancora più selettiva. Noi cercheremo di essere più davanti possibile e quando la corsa si accende noi vogliamo essere là a tutti i costi e perciò vogliamo fare la gara e dimostrare chi siamo. Allora, grazie Paolo. Grazie a te. Hai citato i direttori sportivi, gli accompagnatori, lo staff, i dirigenti, ovviamente adesso andiamo a conoscerli. Permettetemi di salutare chi ci sta seguendo da casa in streaming, un decano dei direttori sportivi, ha scritto la storia di questa società, Carlo Merenti, a cui vi chiedo di dedicare un applauso. In ammiraglia con Carlo Merenti ci sono Gino Marchiori, Matteo De Marchi ed Ettore Pozza, che io invito a raggiungerci. Invitiamo anche gli accompagnatori Stefano Ruffin e poi ovviamente parliamo di dirigenza, il presidente Pier Davide De Marchi, con lui i patron Luca Calgaro della CSZ e Martino Del Santo della Faisanè. Tocca al più giovane della dinastia De Marchi prendere la parola ora. Matteo, una squadra che abbiamo sentito che ha lavorato molto nel corso dell'inverno, una squadra che è pronta ad affrontare questa manifestazione, ma anche le più importanti del calendario nazionale e internazionale. Come l'avete costruita e come ci si rapporta
con dei ragazzi di 17-18 anni, perché non è normale che i ragazzi di 17-18 anni si impegnino e abbiano un impegno così, o meglio, sarebbe bello che fosse normale questo. Sì, siamo una rosa di 14 atleti, di cui 9 al primo anno, che arrivano da 4 realtà diverse, quindi capisci che è stato per noi un lavoro abbastanza complesso durante l'inverno, però con qualche ritiro, qualche giorno assieme e la disponibilità e il supporto delle famiglie siamo riusciti a unire questi 14 ragazzi e farli parlare più o meno tutti la stessa lingua e farli così essere uniti e parlare la nostra lingua comunque, il nostro pensiero, il nostro modo di correre, la nostra mentalità e quello che siamo noi, insomma, ecco. Abbiamo sentito nelle parole di Paolo, ovviamente il loro sogno è quello di vincere, ovviamente si corre per vincere, ma questo non è il primo obiettivo della vostra società. Il primo obiettivo è fare sport. Io penso che i risultati siano una conseguenza, no? Se lavoriamo bene, insegniamo loro tutti i vari sani principi che ha questo sport e insegniamo loro a stare assieme, ad aiutarsi uno con l'altro, e penso che i risultati, insomma, siano solo una conseguenza. Siamo in una sede istituzionale, il ciclismo è quasi sport nazionale nella regione Veneto. Quando voi andate in giro per l'Italia rappresentate anche la bandiera della regione Veneto. Certo, questo è un onore per noi, uscire dalla regione, uscire dai nostri confini e rappresentare la nostra regione. E dobbiamo solo ringraziare ed essere orgogliosi della nostra regione, insomma, da dove veniamo. Grazie Matteo. Grazie a voi, grazie per essere qui. Ovviamente una squadra ciclistica è inserita in un sistema, in un movimento che in Italia coinvolge tantissime persone, tantissimi appassionati, tantissimi ragazzi, permettendo loro di fare sport sulla strada, in pista, nel ciclocross, insomma in tutte le discipline del ciclismo. Sto parlando ovviamente della Federazione Ciclistica Italiana, che oggi è rappresentata dal presidente del Comitato Regionale Veneto dell'FCI, Mario Guerretta. Buongiorno, è un onore per me presentare e rappresentare la Federazione Ciclistica Italiana presso il Palazzo delle Istituzioni. Ringrazio anche il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto per aver dato questa bella opportunità a svelare oggi un appuntamento che oramai si sta ricavando uno spazio importante per quanto riguarda l'aspetto strettamente agonistico del Veneto. Oggi, stavo dicendo, rappresento la Federazione Ciclistica Italiana su delega del presidente Cordiano Dagnoni, e quindi assieme al mio saluto c'è anche quello del presidente della nostra federazione impegnato quest'oggi in un altro contesto. Se arriviamo al primo, argomento, no, di questa giornata, perché di argomenti ce ne sono due e decisamente entrambi importanti, e facendo riferimento alla competizione, si è saputo ricavare uno spazio decisamente importante per ciò che riguarda i risvolti tecnici e agonistici. Una competizione che però non è soltanto sport e agonismo, ma rivolge un pensiero importante anche agli scopi di carattere umanitario, e stamane ne è stato parlato nel dettaglio, insomma, di ciò che rappresenta questa competizione. Quindi complimenti davvero alla società, agli organizzatori, a chi da tempo, insomma, regge le fila di questo gruppo per aver pensato anche a questi aspetti che non sono di poco conto. Se arriviamo poi al territorio vicentino che ospita, questa competizione, credo che le bellezze del territorio non sono scoperte da oggi, ma da tempo, insomma. I luoghi sono lussureggianti, adesso che si apre anche la primavera, guarda caso proprio risplendono, no? Il percorso risplende di bellezze naturali. E sotto il profilo tecnico, vedremo domenica che cosa diranno i ragazzi quando saranno impegnati su questo tracciato che è a dir poco impegnativo. Se arriviamo al secondo momento, quello che fa riferimento alla presentazione della squadra, questo sta a significare
e rappresenta quanto sia pregno il territorio vicentino, il Veneto e l'Italia di questo sport, il mondo del ciclismo. Quindi abbiamo una rappresentanza qualificata e quindi io sono davvero contento di rappresentare il Veneto in qualità di presidente, proprio facendo riferimento a questi gruppi, a queste formazioni. Ce ne sono tante, a dire la verità, che si impegnano il tempo proprio per sviluppare l'attività e dare ai ragazzi un'opportunità, un sogno, come è stato detto anche in questa giornata. Una sintesi di questa mattinata, magnifica, da entrambi i punti di vista, quello che fa riferimento alla competizione, alla piccola Lecce delle Bregonze e poi anche alla presentazione della squadra. Io concludo sempre dicendo grazie a tutti, grazie alle istituzioni che aiutano, diciamo, queste società, e per quanto riguarda i dirigenti, semplicemente quando chiudo dico bravi, complimenti, ve lo meritate, ancora un applauso. Grazie Presidente. C'è un'altra fascia tricolore con noi quest'oggi, ospite della nostra mattinata. L'abbiamo tenuta per questo momento perché Sandrigo non viene toccata dalla piccola Liegi delle Bregonze, ma Sandrigo porta il proprio nome nell'Italia, nel mondo ciclistico, grazie a questi ragazzi, Faisanè CSZ Sandrigo Bike, e anche ai più giovani che fanno parte del vivaio che appartiene sempre alla Sandrigo Bike. Abbiamo il piacere di avere con noi il sindaco di Sandrigo, Marica Rigonna. Ecco, buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto la Regione Veneto per questa ospitalità, per questa importante occasione che ci ha permesso di dare risalto a questa società sportiva, a questo evento sentito, importante, che anche la comunità di Sandrigo vive. Sandrigo ha avuto l'onore di essere quella terra in cui si è accesa la scintilla del ciclismo. E quella terra che ha una vocazione per il ciclismo innata, consolidata. E se mi permettete, con l'occasione vorrei anche salutare e stringere con un forte abbraccio il nostro dirigente Carlo Merenti, che ci sta seguendo da casa. E credo che a lui vada il nostro saluto affettuoso di tutta questa assemblea. Ciao Carlo. Allora, io sono l'ultimo sindaco che interviene in questa conferenza stampa. Abbiamo sentito tante parole, tante cose importanti, non voglio ripetermi, ma facevo un collegamento. Il mio cognome è Rigon e rappresento la comunità di Sandrigo. E qui abbiamo un atleta, Paolo Rigon, vieni qui con me, che rappresenta la squadra di questa bella competizione che andremo a fare domenica. Allora, volevo semplicemente dirvi questo. Lo dico a te, ma mi rivolgo a tutti quanti gli atleti qui presenti. Allora, intanto volevo dirvi il mio grazie. Il grazie come sindaco, come comunità, come sindaco sensibile alle nuove generazioni. Grazie perché avete scelto di impegnarvi nello sport. Un impegno che richiede sacrificio, avete sperimentato il sacrificio, l'importanza del rispetto delle regole in sella come nella vita. Quello che voi vivete come esperienza attraverso lo sport è un'esperienza formativa, importante, gratificante sicuramente, ma che vi darà tanto nella vita. E quindi vi ringrazio per dimostrare alle nuove generazioni che la vita deve essere vissuta nella sua pienezza e trovare nello sport, come dire, quella strada, quel percorso che si apre per vivere in pienezza la vita è una cosa che è meravigliosa. Sandrigo, tra l'altro, è un paese che gode tantissimo
di una sensibilità sportiva. Anche come amministrazione ci stiamo impegnando tantissimo per creare contesti sportivi in cui poter sperimentare discipline sportive. Lo sport per noi è importante perché proprio è educazione, è stile di vita, è gioia della vita. E quindi ragazzi, oggi avete avuto l'opportunità di partecipare a questa conferenza stampa, è un traguardo importante, non scontato, e vi invito veramente ad apprezzare questa bellissima opportunità. Siete entrati nella sede regionale, una regione che è attenta e sensibile anche verso le nuove generazioni e verso il mondo dello sport. Quindi godetevi questo momento. Ecco, state avendo tanto, state dando tanto, ma state anche ricevendo tanto. E quello che mi piace pensare e vedere e che vedo oggi è una magnifica squadra, non solo di ragazzi giovani, ma una squadra che sa non solo correre insieme, ma creare sistema. E credo che le parole, gli interventi che abbiamo ascoltato questa mattina ne siano la vera testimonianza. Quindi sono orgogliosa di tutto quello che è stato creato attorno a voi grazie a un sogno. E questo essere qui a Palazzo Ferrofini oggi è proprio la realizzazione di un sogno in tutte le sue sfumature. Quindi un sentito ringraziamento a tutti coloro che si stanno impegnando, che hanno portato avanti questa idea di progetto sportivo che non è solo sport fine a se stesso, è amore, è cultura, è gioia per la vita, è benessere, è disciplina, è educazione, è tantissimo. E voi ne siete una testimonianza che si può fare e soprattutto si può fare bene. Ultima cosa, Osvaldo, ringrazio per la sua testimonianza, perché non stiamo parlando solo di sport, ma stiamo vivendo uno sport che sta assumendo una dimensione umana. Ecco, quindi grazie per tutto quello che lei ci sta dando, che sta offrendo come testimonianza di vita alle istituzioni, ai dirigenti e soprattutto ai nostri ragazzi. Grazie davvero di cuore a tutti voi. Grazie Sindaco per questo messaggio così sentito. Io mi permetto solo di ricordare che la Sandrigo Bike è impegnata anche in tante altre organizzazioni giovanili. Una tra queste, e sarà appuntamento estivo, è ovviamente la Sandrigo Montecorno, grande classica che partirà proprio dal cuore di Sandrigo. E a proposito di sogno, è una corsa che è nata grazie al sogno del presidentissimo, il presidente onorario Bruno De Marchi, che vogliamo salutare, anche lui ci sta seguendo da casa. È una lunga tradizione ciclistica, quella che lega la Sandrigo Bike al mondo delle due ruote, amico di questa tradizione ciclistica, da sempre presente, da sempre in prima fila, sia da Presidente del Consiglio della Regione del Veneto, sia oggi da Vicepresidente della Lega Ciclismo. Abbiamo l'onore, il piacere e davvero l'amicizia di Roberto Ciambetti, a cui vorremmo affidare la sintesi della mattinata. Grazie Andrea e veramente grazie per questo invito a Pier Davide De Marchi, grazie a Francesco Rucco per la squisita ospitalità. Come Lega Ciclismo Pro vi porto i saluti di Roberto Pella, che appunto mi ha raccomandato di farlo in questa occasione. Da parte mia veramente è anche un essere a casa. Devo dire che la Sandrigo Bike, prima Sandrigo Sport, l'ho seguita da vice sindaco di Sandrigo, da amministratore provinciale, poi regionale. Bruno Di Marchi era sempre molto convincente nel coinvolgere le istituzioni, ma anche Pier Davide non è sicuramente da meno. Veramente è sempre un piacere per me parlare quando appunto si parla di ciclismo, ma quando soprattutto si parla di giovani. Come Lega Ciclismo Professionistico guardiamo con grande attenzione al mondo juniores, perché è qui che cresce il futuro del nostro movimento. Le gare come la piccola Liegi delle Bregonze non sono solo eventi sportivi, ma sono un primo passo di un percorso che può portare ai massimi livelli. E veramente complimenti per il tracciato, un tracciato, come diceva
il portavoce dei ragazzi esigente, ma esigente veramente dal punto di vista delle pendenze, dal punto di vista delle difficoltà che verranno affrontate domenica. Una gara che, anche se solo la quarta edizione, è un po' difficile parlare di Albo d'Oro quando si dice una gara appunto alla quarta edizione, ma i nomi che ha fatto prima Pier Davide sono nomi di assoluto livello che stanno già dimostrando nelle categorie superiori che hanno vinto questa gara sicuramente con numeri e con caratteristiche molto molto particolari. Complimenti anche perché, e lo vedrete secondo me anche nei prossimi anni, la scelta di fare i circuiti sta diventando un'opportunità che si stanno dando anche grandi organizzatori. Parlando con Paolo Bellino di RCS, effettivamente i circuiti danno la possibilità al tifoso di poter vedere i propri beniamini passare più volte, quindi anche di godere al meglio, secondo me, dell'evento sportivo. Il ciclismo è uno degli sport più formativi dal mio punto di vista, insegna il valore della fatica, della costanza e del rispetto delle regole, valori che poi restano anche fuori dalla strada e nella vita di tutti i giorni. Le Bregonze sono anche, permettetemi, un simbolo di identità del nostro territorio, di identità veneta. Questa gara si inserisce veramente in un contesto territoriale straordinario. Le Bregonze rappresentano non solo un percorso tecnico di qualità, come ho già detto, ma anche un biglietto da visita per il nostro territorio. L'Italia è sicuramente una grande nazione del ciclismo. Arrivo da una settimana passata in Belgio e invidio un po' il loro calore e il tifo che c'è attorno alle loro gare, però diremmo che anche in Italia abbiamo un pubblico di appassionati, ma soprattutto una rete di società, di dirigenti, di famiglie che crede in questo sport, e devo dire anche di amministrazioni locali che sono vicine a queste iniziative. Senza di voi eventi come questi non potrebbero esistere. Un messaggio ai ragazzi: vivete questa esperienza con passione, con rispetto, ma anche con sorriso. Oggi una gara, domani può diventare una carriera, ma soprattutto è, come ho detto prima, una grande scuola di vita. La piccola Liegi delle Bregonze è tutto questo: sport, territorio, crescita e futuro. Il futuro del ciclismo parte proprio da cose come questa. Dal cuore delle Bregonze passa la strada che porta sicuramente al ciclismo di domani. Grazie, complimenti e buona gara a tutti. Grazie ancora a Roberto Ciambetti. E allora a me non resta, Pier Davide De Marchi, che dare appuntamento a domenica 12 aprile, ritrovo a Tiene, partenza alle ore 11, 3 ore di gara, e scopriremo il nome del nuovo vincitore della quarta piccola Liegi delle Bregonze Casa Enrico. Grazie a tutti per essere stati con noi, buon proseguimento di mattinata.